La visita alla città ci porta al suo momento più importante, il Duomo, con la sua cattedrale dedicata a Sant'Agata, la cui costruzione fu iniziata nel 1091 ad opera di Ruggero il Normanno e poi più volte ripresa fino a vedere la sua conclusione nella seconda metà del Settecento. Ma il monumento principe della città si trova al centro della piazza ed è la fontana, tanto cara ai catanesi, perché ne sorregge il simbolo, ovvero l'elefantino in pietra lavica sormontato da un obelisco egiziano, le cui origini sono ignote, ma che i cittadini chiamano familiarmente Uliutru. Guardo scialo e rido allegramente, non canto né p'amore né p'amanti, di fari di dispetto eternamente. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la monica mi resti di ritorno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la monica mi resti di ritorno. Il breve tour nella città, attraverso le sue attrazioni più importanti, termina senza tralasciare una tappa obbligatoria per ogni turista che mette piede su questa isola straordinaria. Ed è l'appuntamento con i dolci tipici siciliani. Uno fra tutti, il cannolo. Io. No, perché noi veniamo da una nottata di Ma i mare. cannoli sono buoni. Poi dobbiamo fare le Assaggia. valigie. Ok. Ora si può tornare a bordo, dove continuano i tanti eventi della seconda crociera della musica napoletana. Roberto ci sembra un sa da Lucano quando si canta, perché è sbagliato. E con gli anni lo sto capendo. Lo sto capendo, allora cerco di cantare quello che più mi piace, ecco, quello che più mi fa sentire il freddo addosso. Napoli se ne va, io incomincio questo pezzo perché io lo do principalmente al ricordo del papà, il grande Roberto Muro, Ernesto Muro, uno dei maggiori poeti della grande tradizione napoletana. E allora faccio un nesso tra Roberto e il papà. Parla di Mergellina, dove io sono cresciuto, un bel contatto col mare, mio padre è stato di Mergellina, è stato pescatore. E questa che parla di questa bella tradizione napoletana antica, del mare, delle barche. Allora incomincia così. Parla di questa passeggiata, questi napoletani vanno a Mare Chiaro, si vanno a fare una bella mangiata con la figura delle famiglie, della Commara, del Guappo, tutti insieme. Poi non finito, si fanno anche, tornando, questi taralli così, lo spugnano dentro l'acqua e continuano ancora a festeggiare una giornata intera. Prima si faceva veramente così, si prendeva il tarallo, si buttava nell'acqua di mare e poi te lo mangiavi. Se lo fai adesso ti pigli una malattia, forse muore proprio. Non so se... C'è Voce Notte, che è un pezzo che io amo tantissimo. Da Maurizio Costanzo l'avrò cantata una cinquantina di volte. È l'unico poeta dove ha scritto una canzone di un fatto realmente accaduto a lui. Lui descrive questa persona va a cantare sotto il balcone di una
e di una sua ex fidanzata che deve sposare per forza un'altra persona perché ha più soldi, anche se è molto più anziano, e quel periodo non si dice questo che fa l'autore di testi, e chi è? Questo è zero, se lo sposa, lei soffre anche lui, glielo va a cantare addirittura sotto il balcone, dice non soffrire, stai tranquilla, non ti preoccupare, che io sono sempre qui, ti voglio bene. Passano pochissimi anni, muore e lui se la sposa, questa Anna Rossini, e ci fa 5 figli, insomma. Non Amore da Nero non è una canzone allegra, quella è una denuncia di un fatto terribilmente accaduto nella nostra città nel dopoguerra, con l'invasione degli americani, liberazione e invasione degli americani, non si è capito niente, un sacco di ragazzi con loro. Due grandi poeti, Nicolardi, l'autore, e poi non l'abbiamo detto, che è poi il poeta di Voce Notte, che Voce Notte la scrisse con lo pseudonimo di Lardini per non far capire che l'avesse scritta lui, perché lui la scrisse appena si sposò Anna Rossini. Anche senza chitarra avrebbe cantato bene con un'orchestra, perché io credo che Maglione sia nato con la voce tenorile e peraltro avrà studiato senz'altro con maestri molto validi, perché lui ha uno stile tipico del cantante che canta con l'orchestra, in effetti. Ha uno stile elegante e una voce curata, quindi ci sono delle sfumature nella sua voce abbastanza lievi e nello stesso tempo potenti. Questo appartiene al famoso tenore di grazia, come si diceva un tempo, che logicamente era quello del ricamo, anche detto. Quindi, e Maglione è il tipo che ricama la canzone, insomma, quindi si fa sentire perché riesce a penetrare nell'ascoltatore. E questa è l'abilità del cantante o dell'attore, cioè entrare in chi ascolta. È un programma in collaborazione con